conferenza stampa per la presentazione del Super Mare Cross, ottava edizione, presidente Alessio Martinello, uno famosissimo, uno che ci dà il cuore a questo sport, Zani e figlia. Adesso, che edizione sarà questa, presidente? Diciamo che non è che cambia tanto dall'anno scorso, abbiamo qualche innovazione in più, appunto parlavamo delle griglie di partenza che nessuno ce le obbliga perché sul Super Mare Cross non è obbligatorio, però potrebbe essere una chicca in più per dare più spicco anche al campionato. Alex Zani, tu sei un veterano, tra l'altro nella conferenza stampa hai parlato dell'importanza di questa pista anche per voi professionisti per l'allenamento. Che valore aggiunto ha rispetto a altre piste queste, secondo te? La larghezza proprio anche solo a livello estetico, a vedere com'è curata nei minimi particolari, dalle sponde sì, all'altezza diciamo delle sponde, la sicurezza in particolare, e la larghezza delle corsie. Abbiamo un'area vasta diciamo come metri diciamo di bagnasciuga, quindi sono riusciti a sfruttare al meglio a tutti gli effetti la pista. Ho visto un po' tutte le gare di Super Mare Cross e le piste in particolari, e questa è quella secondo me che è la percentuale più alta a livello tecnico, a livello proprio di come è gestita, è il top. Al tuo fianco hai tua figlia, sì. Anche lei campionessa, ha un grande talento. Posso chiedere a lei, gli passi il microfono? Assolutamente sì. Mi chiedo, allora, la prima cosa, perché questo sport che nell'immaginario non è proprio uno sport molto femminile, però tu hai dimostrato che è anche sulle corde di voi donne, e soprattutto quanto è difficile essere campionessa con un papà così esigente? Allora, quello che posso dire è che essendo anche mio papà mi fa da allenatore, quindi mi dà un grosso aiuto, quindi mi dice tutte le cose che magari sbaglio, che devo migliorare, quindi non è difficile, forse mi dà un aiuto per migliorarmi nel tempo. Quindi sei contento? Sì. Non hai questo fiato sul collo che no. Allora, che dire? Non vediamo l'ora di partecipare al Super, perché sarebbe il primo per noi, perché ha iniziato da poco, diciamo. Allora, io chiedo una cosa ad Alessio. Secondo te, Alessio, tu che ne hai visti di tanti di più, è meglio il papà o la figlia? Dal punto di vista stilistico e adesso cosa ti aspetti che no, ti voglio dico? La verità. Allora, il papà non c'è niente da dire perché la sua carriera l'ha fatta, adesso la sta facendo da tecnico, e sicché penso che non gli manca niente. Alla figlia, se secondo me, che vedo che hanno un buonissimo rapporto, segue le orme del padre, secondo me arriva alta. Dopo deve diventare un politico, hai visto come ha glissato? Grazie, complimenti ancora come sempre.